Ho deciso di usare la box, il pugilato, come metafore per parlare della vita, no? Della vita. La performance non è sul pugilato, non ha a che fare con il pugilato, anche se usa la visualità o di sicuro certi aspetti, del pugilato dal punto di vista fisico, ma è più un'immagine per parlare, per trascendere cosa vuol dire, cosa vuole essere vivi, la struggle, la lotta che abbiamo, e la riprendo con questa immagine del pugile che si allena, ma in questo caso questo pugile, cioè io, il protagonista, non si sta allenando, sta facendo a botte con questo oggetto fallico, il sacco della box, ma che invece è questo muro, è anche il muro, e rappresenta i muri, no? E i blocchi che abbiamo nella vita, e il testo che racconto ha a che fare, parla di contesti personali, politici e poetici. Perché la box è uno strumento per uscire dal ghetto, per scappare dalla situazione che tu vieni. Non è solo cattartica dal punto di vista, mi sfogo o si sfogano, ma è quello che avevano, i pugni. È d'oro perché, a parte che manda tanta luce, però volevo d'oro, e anche io mi vesto d'oro perché è di salvarmi con questa azione, no? E mi piace la Sardegna, mi piace Cagliari. Quando sono venuto nel 2000, mi ricordo che ho visto una cantina con 2 stanze per 12 milioni di lire, e ho pensato, se avevo i soldi l'avrei presa, però non penso che viaggio troppo. Però Cagliari mi piace, Cagliari. Adesso vado ad Alghero, ho amici, Antonio Maras, Patrizia, i figli, faccio una mostra da loro, ho fatto qualcosa con lui già 2 o 3 volte, abbiamo collaborato. Alla fine mi piace andare dove la gente è ospitante, ma Cagliari è bellissima.